Un colpo da professionisti senza lasciare traccia, auto rubata, usata come ariete, vetrina sfondata e poi la fuga con il bottino di lusso. Peccato che i banditi romeni che lo scorso 16 novembre razziarono la boutique Duca d'Aosta in pieno centro a Padova il giorno prima fossero incappati nei controlli stradali. La squadra mobile di Padova all'indomani della razzia da 40.000 euro, verificando tutte le auto sospette transitate in città, si è concentrata proprio su quella utilizzata dai due romeni con precedenti per furto provenienti dal Piemonte che viaggiavano su una vettura noleggiata 2 giorni prima. Dopo settimane di pedinamento la svolta con un nuovo furto a Torino, sempre in un negozio di lusso. Abbiamo visto anche le immagini del furto qua al Duca d'Aosta, tempo zero hanno portato via quasi 40.000 euro di roba. Stessa cosa abbiamo visto a Torino e anche là l'abbiamo contestato, un furto su un negozio, questa volta con un tombino hanno sfondato la vetrina, hanno portato via 20.000 euro di giubbotti, la macchina Mercedes in 30 secondi, è gente del mestiere, vive di questo. Rapidissimi nelle loro azioni, i furti duravano sempre pochi minuti, poi la merce scompariva portata con ogni probabilità in Romania. I due banditi infatti dopo il colpo a Padova sono stati qualche giorno nel loro paese d'origine. Erano abilissimi anche nel furto delle auto usate per sfondare le vetrine dei negozi, grazie ad una tecnica particolare rubavano in 30 secondi. La tecnica consiste nell'aprire il cofano, quello è il tempo, sostituire, interfacciare la centralina originaria con la centralina elettronica di cui loro dispongono. Questa centralina a quel punto diventa il cervello della macchina, è quella che comanda il blocco sterzo, l'accensione, tutte le funzioni della macchina e quindi la macchina diventa comandata da una centralina che è loro. Durante l'arresto dei due romeni sono state sequestrate le centraline usate per rubare le auto, un disturbatore di frequenze radio, la felpa grigia immortalata dalle telecamere del Duca d'Aosta durante la razzia e parte della refurtiva portata via durante il colpo a Torino.